Grandi novità dal mondo scientifico universitario per il tracciamento del virus SARS-CoV-2. Questa mattina il magnifico rettore dell'Ateneo di Padova, ospite con il professor Mario Plebani, luminare di biochimica clinica e biologia molecolare clinica, presso la sede della Protezione Civile di Marghera, hanno illustrato, alla presenza del presidente del Veneto Luca Zaia, il progetto pilota di sorveglianza attiva presso i dipartimenti universitari di Padova. Grazie all'intuizione del luminare, gli 8.000 tra docenti e personale tecnico amministrativo e gli oltre 50.000 studenti che torneranno in presenza nelle aule per seguire i corsi verranno sottoposti a 2 diversi controlli. La ricerca padovana ha capito che attraverso campioni di saliva possiamo scoprire la positività al virus al pari di un tampone nasofaringeo. Le risposte delle 2 tipologie di diagnosi molecolare sono sovrapponibili. Una però, quella in questione, è meno invasiva e più celere. Ecco che verrà consegnato su base volontaria un cartoncino masticabile al personale universitario. Il campione di saliva sarà inserito in un apposito contenitore con codice identificativo del campionato per la sanità e consegnato negli 8 centri di raccolta presenti nei dipartimenti padovani. Il campionamento verrà effettuato ogni 20 giorni. La seconda modalità di monitoraggio prevede l'utilizzo dell'applicazione per il controllo presenze in dotazione a ogni studente dell'Università di Padova, modificata appositamente per l'occasione con la funzione dell'inserimento del posto a sedere occupato all'interno delle aule. Nel caso della comunicazione all'università di un positivo presente tra gli studenti, scatterebbe l'identificazione anche dei presenti nella stessa aula a distanza di rischio, per isolare così contatti e virus. Avere il dato scientifico che un prelievo da saliva ci dà la stessa informazione molecolare, ricordo che stiamo parlando di informazione molecolare, cioè ci dice se in quel momento il virus è presente in quella persona, significa garantire a chi tutti i giorni va in aula a insegnare agli studenti e agli studenti stessi che da queste persone ricevono l'insegnamento, che vengono a contatto, che gli vanno a parlare, la sicurezza che esattamente come negli ospedali vengono tracciati e monitorati il personale della sanità, anche chi va in aula siamo in grado di dire che va in aula essendo non portatore del virus.